Anche le imprese di costruzioni devono fare i conti con la crisi. La richiesta di costruzioni di nuovi edifici è in continuo calo. Nel primo trimestre del 2013 i dati raccolti e analizzati da Unioncamere Veneto hanno registrato una perdita di circa il 4%, mentre nello stesso periodo dell'anno scorso il dato non superava il 3%. L'indagine, effettuata su un campione di 600 imprese individuali venete, sottolinea come anche il settore del mattone stia vivendo le conseguenze di una crisi che non sembra volersi arrestare. Non si costruiscono più edifici ex novo, ma non decollano nemmeno le ristrutturazioni e il recupero urbano, su cui molti operatori economici speravano per il recupero dell'industria del mattone. I dati più allarmanti riguardano la provincia di Vicenza e Belluno, che registrano una perdita del 5%. Maggiormente colpito il settore dell'artigianato, che perde il 4,1% del suo fatturato. Le province venete che hanno maggiormente risentito del danno sono quelle di Vicenza, con una diminuzione che supera il 6%, mentre Padova e Treviso superano il 5%. Va meglio per Belluno, Verona e Venezia, con un calo che tocca punta 2,5%. Non sono solo le imprese a non investire più nelle costruzioni, ma anche la domanda privata delle famiglie e quella pubblica sono in continuo calo. In un periodo in cui comprare casa è difficile non solo per la crisi, ma anche per gli ostacoli che si presentano da parte delle banche per poter accedere ad un mutuo, la ripresa per le imprese di costruzioni sembra diventare un miraggio.